Bene, ed eccoci rientrati in studio, ultima parte di questa puntata di TV7 Match, Ermanno, che torniamo a dedicare alla corsa, diciamo, alla poltrona di Presidente della Regione del Veneto. Parliamo delle elezioni regionali di cui non si sa ancora la data in cui si andrà a votare, ma però insomma, diciamo, la campagna elettorale si sta animando in attesa di conoscere anche il candidato del centrodestra. Sì, allora intanto abbiamo un candidato del centro-sinistra che è poi Giovanni Manildo e ti chiederei di presentarlo rapidamente, dopodiché entreremo nel concetto che cosa faremo del Veneto se vince naturalmente il centro-sinistra. Certo. E allora, per i nostri telespettatori abbiamo con noi l'avvocato Giovanni Manildo, buonasera. Buonasera e grazie per essere qui con noi. È il candidato del centro-sinistra alla presidenza della Regione del Veneto, è sostenuto dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, il Veneto che vogliamo, la rete delle civiche progressiste, Più Europa, Italia Viva, Volta Italia, Partito Socialista Italiano e Movimento Socialista Liberale. È un veneto, è nato a Conegliano, sposato, 3 figli, avvocato come si diceva, è stato sindaco di Treviso quando ha superato Giancarlo Gentilini al ballottaggio, e poi è stato invece sconfitto perché si è ripresentato alle amministrative del 2018 da quello che è l'attuale sindaco di Treviso, Mario Conte. Ecco, allora abbiamo un veneto che ha un'esperienza diretta in una, tra virgolette, delle città simbolo della Lega, ma dove appunto Giovanni Manildo è riuscito a conquistare un consenso che è sicuramente significativo. Beh, certamente, evidentemente ha fatto delle proposte che andavano incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini, perché poi la politica deve essere questa sostanzialmente. Non possiamo fare la solita politica pro domo mea, bisogna fare la politica per, in questo caso, del Veneto. Cosa vuol dire? Vuol dire che il Veneto ha necessità di avere tante risorse e è in grado anche di produrre risorse, ma naturalmente mancano le materie prime e mancano soprattutto l'organizzazione del Veneto. Il Veneto purtroppo, da quando è diventato romano dipendente, ha perso quella che era la sua priorità, la sua capacità produttiva, e naturalmente qui dovremmo tornare alla Repubblica Veneta e ai dogi. Successivamente abbiamo avuto questo trauma dell'Unità d'Italia che ha unito il Veneto alle altre regioni, ma la cosa è stata fatta male e oggi ne soffriamo perché il Veneto, secondo il criterio di Tagliacarne, è la regione più industrializzata d'Italia e la più, produttiva d'Italia in proporzione alla Lombardia, che ha 10 milioni di abitanti, noi ne abbiamo 5. Ci mancano le strade, ci mancano le ferrovie perché non abbiamo l'alta velocità, non si capisce ancora perché, visto che ci metteranno altri 20 anni per farla. Intanto hanno fatto un pezzettino fino a Vicenza, ma entrerà in funzione nel 2030 o 2035. Le autostrade sono insufficienti vista la quantità di traffico, tutte queste problematiche non sono state risolte, né in questo momento ritengo ci sia la volontà di risolverla. Allora io proporrei una serie di quesiti appunto al nostro ospite. Cosa vuol fare il centro-sinistra in alternativa in linea di massima? Poi entreremo nel merito del dettaglio. Prego. Partiamo che dopo 30 anni di governo del Veneto, di giunte di centrodestra, è giunto il momento dell'alternanza, è giusto il momento di cambiare il sistema di chi ha governato per 30 anni la nostra regione, non trattando e non sviluppando i temi che giustamente lei ha indicato nella sua introduzione. Noi vogliamo proporci come alternanza e vestire questa alternanza con il metodo della partecipazione, affrontando tutti i problemi, anche quelli scomodi. Penso che se dovessi fare una prima
critica di metodo a chi ha governato il Veneto negli ultimi 15 anni c'è stato che è stato più preoccupato a non affrontare battaglie di cui era difficile sapere in anticipo l'esito, perché i temi che ha indicato lei, quelli che sono di sviluppo, i temi di infrastrutture, i temi di creare futuro, sono dei temi dove non è certa la vittoria, però è fondamentale incominciare a intraprendere una strada che porta allo sviluppo di tutto il Veneto. Quindi noi come ci candidiamo con una coalizione molto ampia, come è stato indicato in premessa, una coalizione vestita di fortissimi ideali ma che vuole fare delle proposte concrete molto molto importanti. Parto dal tema che sottintende la sua introduzione, che è quello della creazione di sviluppo, quindi creare futuro, lo sviluppo economico. Io penso che questo sia il centro e sia il tema sul quale ci dobbiamo assolutamente confrontare. È fondamentale dare futuro alla regione più industrializzata. Abbiamo un sistema di piccole e medie imprese, abbiamo qualche grande impresa, però diciamo che la forza del nostro tessuto è il tessuto delle piccole e medie imprese, il tessuto degli artigiani. A questi dobbiamo dare delle risposte. E a questi dobbiamo affrontare un altro grosso problema, sono i dazi che l'America ci ha imposto. Questo... Quindi siamo schiavi dei dazi americani, perché il Veneto esporta circa il 15% del prodotto veneto in America, il che vuol dire che mette in crisi. Abbiamo già avuto una crisi precedente, quando hanno bloccato il commercio con la Russia, certo, a causa di una guerra che si sono inventati. Certo. Prego. Due temi. Sì. Uno che dipende da scelte internazionali, i dazi. Io non mi sarei mai sognato di dire, come ha detto il segretario della Lega, che i dazi possono essere un'opportunità. I dazi sono un grandissimo problema, soprattutto per una regione come quella del Veneto che ha una vocazione all'esport molto 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 alta. I numeri che ha detto lei sono probabilmente anche prudenti, perché ho sentito che sono stime molto, molto alte per di perdita di export per le nostre imprese. Quindi diciamo questo attende il tema di affrontare la politica economica internazionale. È sicuramente una competenza, direi, neppure più nazionale ma europea, e ritengo che sia fondamentale che l'Europa prenda un ruolo politico molto molto importante. È stato invocato non soltanto da Draghi, è stato invocato da molti industriali. Io ritengo che sia fondamentale affrontare la politica economica al livello che lo compete, quindi sicuramente l'Europa. L'Italia deve aprire il libero scambio con altre zone, penso all'area Mercosur, quindi sicuramente ci sono delle cose dove, anche partendo dalla regione, quindi non avendo dirette competenze ma dovendo fare uno stimolo per migliorare il nostro territorio, ritengo che siano delle politiche dove dobbiamo essere a fianco degli industriali per cercare di creare sviluppo. Per quello che invece compete alla regione, lei giustamente ha ricordato il tema del capillare dei trasporti, ricordava l'alta velocità, le autostrade. Ecco, io aggiungerei il sistema ferroviario metropolitano di superficie, qualcosa che non è originale, qualcosa che parte addirittura da Bernini, quindi andiamo oltre i 30 anni. Penso che sia stata una buona idea non coltivata negli ultimi 15 anni, e noi dobbiamo assolutamente riprenderlo, perché un sistema capillare ferroviario metropolitano di superficie rende possibile il collegamento tra i multicentri, tutti i centri di cui è costellato il nostro Veneto, affrontando contemporaneamente due temi: uno sociale, quello della perdita, la perdita di abitanti di determinati paesi, città, ma anche il tema del collegamento per studenti e per lavoratori. Io sono sempre stato un fan delle aree metropolitane, ritengo che l'area metropolitana, io da sindaco di Treviso avevo iniziato insieme al sindaco di Padova, insieme al sindaco di Venezia, a parlare concretamente di Patreve. Penso che si debbano riprendere i discorsi per ampliare l'area metropolitana di Venezia, incominciare a parlare dell'area metropolitana di Verona e far sì che la regione possa essere un soggetto catalizzatore di più competenze, quindi regione, comuni, industriali e università.
In questo modo si incomincia a creare quel contesto, quell'ambiente che può essere e deve essere di sostegno alle piccole e medie imprese per investire sull'innovazione, investire sui sistemi, investire sulla possibilità di trasporto e di movimento. Allora, abbiamo un fenomeno strano, che è quello che hanno chiuso già 2500 negozi, no? Nel Veneto, negli ultimi 10 anni. Quindi praticamente c'è il commercio che sta appassendo. Però nessuno associa il commercio, quello tradizionale, appunto, dove famiglie potevano tranquillamente vivere di questo commercio, con un commercio folle che è quello, diciamo un nome a caso, Amazon. Non perché Amazon non sia bravo, ma mentre i negozianti pagano le tasse anche sulle vetrine e anche sui parcheggi, Amazon non paga le tasse in Italia, quindi trae utile e non lo rimette nella nostra economia, lo mette fuori da un'altra parte. Guardi, allora sta diventando una follia. Ma naturalmente, siccome è comodo, ti portano il pacchettino, il libro a casa piuttosto che lo spazzolino da denti, perché poi anche questo, o il DVD, allora noi siamo comodi, ma ci vuole un'intelligenza politica per invertire la rotta. Prego, perché vuol dire che noi stiamo pagando le tasse senza crearne ricavi poi successivamente. Guardi, io uso forse una parola anche forte, ma ritengo che sia il nuovo latifondo Amazon. Sì, perfetto. E sia qualcosa che va combattuto. Come il latifondo era una cosa assolutamente sbagliata, l'eccesso di potere digitale, l'eccesso di vantaggi concentrati in un unico soggetto sono una cosa che non condivido per nulla. Anzi, io evito, mi prendono in giro perché su Amazon non ho mai comprato nulla, sicuramente qualcuno della mia famiglia compra, quindi in modo indiretto ho comprato qualcosa, ma ho una certa resistenza. Ritengo che sia importante, non voglio demonizzare tutto il commercio online, però ritengo che le grandi aziende che hanno fatto la loro fortuna su internet, sulle nuove tecnologie, debbano in qualche modo pagare in modo giusto le tasse. E pagano qui le tasse in Italia perché le pagano da altre parti. Certo, e dico in modo giusto perché esattamente c'è il tema della residenzialità, di dove agganciare il tema di dove pagare le tasse. Ecco, io penso che questo tema debba essere affrontato e debba essere affrontato in modo molto forte, perché ritengo che il tema dell'equità fiscale sia una delle basi per la convivenza civile. Nel momento in cui io, per supportare determinati servizi fondamentali alla collettività, che sono la scuola, la sanità pubblica e determinati le strade, ho bisogno di avere degli introiti, è giusto che questi introiti vengano pagati da tutti i soggetti. Certo. Amazon fa elusione fiscale. Allora, Amazon diciamo che sceglie dove pagare le tasse. C'è qualcuno che dice che l'Italia è un paese buono per morire perché abbiamo le tasse più basse di successione, no? Quindi c'è qualcuno che sceglie dove aprire le successioni. Abbiamo anche molte multinazionali che scelgono di avere la loro sede legale magari in Olanda, magari in Irlanda. Ecco, penso che un tema che i governi debbano affrontare seriamente è quello della tassazione delle big tech e la tassazione dei soggetti che fanno in modo così latifondista, uso questo termine, sì, certo, il commercio online. Poi ritorno a un tema che lei ha evidenziato e mi trovo totalmente d'accordo, perché è un lievito di vita il negoziante. Ritengo che i negozianti siano un presidio di sicurezza, un presidio di civiltà, un presidio di socialità, scusi, non civiltà, un presidio di socialità, e è fondamentale preservarli. Le città si stanno desertificando. Ecco, su questo è necessario che la Regione sia a fianco dei comuni, certo, perché da sindaci i sindaci condividono tutti
che sia al di là dei colori politici. Tutti i sindaci vorrebbero che le loro città avessero le vetrine accese, che ci fosse un commercio fiorente, ci fosse l'attrattività da parte del commercio per turisti e per residenti. Ecco, ritengo che la Regione debba essere, ritorno al tema della partecipazione che dicevo prima, deve entrare fortissimamente su questi temi e lavorare in modo bilaterale verso l'alto, invocando le riforme fiscali delle quali abbiamo parlato, e verso il basso per un soggetto coordinatore di regia con gli altri comuni, non lasciandoli da soli. Su questo, finisco proprio di una piccola cosa, mi è molto piaciuta un'uscita non mi ricordo se Confartigianato o CNA, che ha invocato il diritto alla riparazione. Ecco, sembra poco, ma invece ritengo che sia fondamentale. Si deve partire da queste cose, cioè si deve incominciare a dire dobbiamo fare delle norme che permettano al cittadino, al soggetto, di non essere soltanto consumatore, quindi se una cosa si rompe buttarla via, ma avere la possibilità di reperire i pezzi di ricambio, avere la possibilità che artigiani lavorino per poter mettere a posto le cose. Quindi ritengo che se si ritorna a una dimensione più umana, uso questo termine, non soltanto virtuale, le nostre città, i nostri territori sicuramente faranno quel passo in avanti che dobbiamo invocare tutti. In poche parole però dobbiamo tornare a essere una comunità che riesce a lavorare insieme, capendo che soltanto insieme si viene fuori da una situazione che oggettivamente è abbastanza difficile in questo momento. Abbiamo molti temi per cui... Sì, scusi, ma questo mi ha appassionato. Sintetico, certamente. Sì. Ma allora gli do un'altra passione, la sanità. Allora, la sanità è un problema che non si vuole risolvere, perché per risolvere nella situazione attuale, che ormai sono anni che siamo in decadenza, siamo in rotta di collisione, in questo momento la sanità per risanarla ci vogliono anni. I medici non ci sono più, si fanno questa sorta di selezione degli allievi in maniera folle e tutt'altro che didattica, e siamo arrivati che stiamo ancora aspettando a Padova il famoso ospedale, che tarda a venire, forse nel 3000, se saremo ancora in vita, lo vedremo. Prego, a lei. Allora, sanità, cerco di andare in pillole. Sanità è fondamentale preservare il diritto alla sanità pubblica, quindi no alla privatizzazione, no, diciamo negli ultimi anni c'è stata una privatizzazione di fatto. Tosi, nel centrodestra, invoca una maggior privatizzazione andando verso il modello lombardo. Ritengo assolutamente di no. Il Veneto è erede di una storia importante iniziata con Tina Anselmi della sanità di rito universale. Penso che questo debba essere assolutamente preservato. Affrontando i temi concreti, mi ha molto colpito che negli 2 mesi che ho incominciato a incontrare persone, il tema più sentito, più problematico è stata la sanità. Questo al di là dei proclami, di quello che si dice che la nostra sanità è la migliore. Probabilmente una risposta è che gli indici che vengono visti per fare le classifiche sono 66 su 6.000 potenziali che invece devono essere forniti. Ma ammettiamo che se noi siamo i migliori, gli altri è un disastro allora? Sì. Allora diciamo che noi siamo orgogliosamente i migliori sulle cose difficili e straordinarie. Certo. Sulla quotidianità c'è molta carenza. Siamo i migliori dove c'è la possibilità anche della rilevazione statistica, dove non c'è la rilevazione statistica, quindi il tema della psicanalisi, delle fragilità psicologiche, dove non c'è rilevazione statistica, lì ci si dimentica e ci sono dei buchi neri. Quindi apparire è meglio che essere. Penso che sia importante quindi sulla sanità pensare, tornare alla sanità pubblica, pensare che la sanità pubblica è un diritto di tutti i cittadini e è un caposaldo della civiltà. Sono necessarie delle risorse. A livello nazionale dobbiamo tornare al fatto che il 7% del PIL vada in spese sanitarie. Adesso siamo circa al 6,1, quindi si aumenta di molto. Ma abbiamo le armi da comprare. Ecco. E su questo siamo tutti candidati del centro-sinistra che chiediamo questa cosa, quindi siamo allineati sul fatto che venga chiesta. Sul tema della gestione
della sanità è fondamentale pensare a una programmazione per cui si pensi alla valorizzazione del personale. Facciamo delle guerre tra personale, guerre tra gettonisti e guerre tra personale, cioè creiamo delle guerre tra persone che invece dovrebbero fornire dei servizi. Ecco, penso che l'era dei gettonisti debba finire e sia importante pensare in modo profondo e strategico e con continuità a come valorizzare il personale sanitario, che siano medici, siano infermieri, operatori sanitari specializzati. Ma la Regione, diciamo nei nostri telespettatori, ha il potere di invertire la rotta. Vogliamo invertire questa rotta, certo, una volta per tutte. Questo adesso lo vogliamo invertire. Certo. Parliamo dell'agricoltura. Sì. Il Veneto è vissuto di agricoltura e l'eccellenza dell'agricoltura, dal vino al grano, tutto quello che è. Però naturalmente non c'è sensibilità se non in alcuni settori e soprattutto in alcune province. Altre vengono abbandonate a se stessi. Io parlo dei miei colli uganei, che sembra, pur essendo una zona eccellente e un parco, vengono totalmente abbandonati a se stessi e quindi abbiamo bisogno che ci sia una presenza anche in altri luoghi, non soltanto nella provincia trevigiana, solo perché il Presidente naturalmente è a casa sua. Prego. Allora, questa voce, questa richiesta viene in ogni territorio dove vado. Sono stato a Verona, Verona si sentiva, parafraso un film, figlia di un dio minore, pur essendo fondamentale, una tradizione vinicola pazzesca, perché se pensiamo al Soave, al Ripasso, all'Amarone, vini buonissimi, ma si sentiva, come dire, un po' dimenticata. Colle Euganei dimenticati. Ecco, penso che l'attenzione all'agricoltura debba essere fondamentale, non debba essere soltanto concentrata. Il Prosecco è stato un fenomeno assolutamente mondiale, è necessario pensare in modo anche qui costruttivo e strategico sull'agricoltura. L'agricoltura crea le eccellenze, il vino, il riso, penso alle eccellenze alimentari che abbiamo, ma dobbiamo anche pensare alla quotidianità dell'agricoltura, quindi ad avere delle politiche urbanistiche che preservano il suolo agricolo e che considerino questo un grandissimo valore non soltanto per le future generazioni ma anche per noi in questo momento. Ma io insisto sulle future generazioni perché ci saranno dei figli di questi agricoltori attuali che prendere in mano la terra, viste le difficoltà e il tipo di vita faticosa che ha un agricoltore, che non viene aiutato in nessuna maniera, che l'Europa praticamente dimentica, perché noi abbiamo adesso la Euro 5 che deve essere rottamato, anche di questo parleremo dopo, ma in agricoltura non ci sono aiuti di nessun tipo, ma non aiuti perché ti do i soldi, aiuti veramente per organizzare un commercio, per organizzare tutta una serie di strutture che siano in grado di superare quella che è la crisi. Su questo devo dire che il problema che analizza lei è sentito. Ho avuto contatti sia con associazioni di categoria coltivatori diretti sia dei proprietari terrieri. Il tema e la volontà di soluzione e di creazione di prospettiva l'ho sentito molto forte, quindi anche questo è io penso che l'agricoltura sia un asse fondamentale, un asse fondante non soltanto dello sviluppo economico ma anche dello sviluppo sociale, e possa essere uno dei modi con i quali si parla di aree interne, si parla di depopolarizzazione di certi centri. Ecco, io penso che anche l'investimento in agricoltura possa in qualche modo contrastare questo fenomeno, quindi vorrei, e in tutti i temi che lei ha evidenziato, mi piace toccare insieme l'aspetto sociale e l'aspetto economico. Sicuramente l'agricoltura dovrà essere un tema fondante sul quale impegnarsi, senza avere ovviamente un occhio di riguardo particolare soltanto su una zona del nostro Veneto, ma su tutto il Veneto nel suo complesso. Certo, perché il Veneto è una regione compatta, lo è sempre stata, è stato dopo l'Unità d'Italia che è stato depredato precedentemente dall'Austria, ma non più di tanto, ma successivamente invece dai Savoia. Allora parliamo di scuola.
faccio una provocazione. In Cina alle elementari stanno iniziando a insegnare l'intelligenza artificiale. A noi nelle scuole hanno messo i sacchettini per mettere via i telefonini. Non c'è un insegnante che insegna come utilizzare questo pericolo pubblico. Se io non lo so usare è come non avere la patente e voler guidare un camion. Ecco, la stessa cosa facciamo noi utilizzando un telefonino perché non lo sappiamo usare, non sappiamo sfruttare la parte positiva e spesso la parte negativa è quella che incide di più nella socialità e naturalmente. Questo perché nelle scuole non c'è una riforma, ma io ho portato un solo esempio, ma molti altri, uno sviluppo della scuola per una preparazione, per un'università più evoluta e in grado di accogliere meglio degli studenti già preparati. In Inghilterra ci sono 3 anni di preuniversità, dove ciascuno può cercare di capire qual è il suo, diciamo, istinto maggiore verso una materia piuttosto che un'altra professione, eccetera. Di conseguenza, quando poi sceglierà di andare all'università, avrà un minimo di preparazione e potrà essere anche diciamo, interrogato. Però noi prepariamo le persone nel liceo in una maniera del tutto assurda, ancora studiamo il greco-latino, cosa dignitosissima, ma molto distante dalla tecnologia attuale, e non prepariamo in 13 anni i giovani a invece quello che sarà la professione finale. Questa è la cosa fondamentale. Poi naturalmente la scuola e gli insegnanti che non vengono pagati, non solo, ma non abbiamo neanche insegnanti di continuità, abbiamo tutta gente provvisoria. Come faccio io a essere uno che non ha un futuro e vado a insegnare? Esatto. E magari sono 20 anni che faccio l'insegnante provvisorio in attesa che qualcuno poi mi assuma a tempo indeterminato. Prego. Allora, dicevo che i 2 pilastri della società sono la sanità pubblica e la scuola pubblica. La scuola pubblica, l'istruzione, la possibilità di sviluppare la propria identità, la propria personalità è fondamentale. Ritengo che ci sia un problema di sottovalorizzazione dei maestri e dei professori, debbano avere un riconoscimento sociale, un riconoscimento economico più alto di quello che gli viene dato, perché hanno una funzione fondamentale. Io da genitore di 3 figli ritengo che nel bagaglio culturale, nel bagaglio formativo, educativo dei miei figli la scuola sia stata fondamentale. Penso che la scuola debba innanzitutto preparare a essere uomini e cittadini. Penso che una scuola buona sia un modo per incominciare a prevenire problemi di sicurezza. Insegnare il rispetto, insegnare il bello, insegnare l'attenzione all'altro si impara a scuola, e penso che abbia un valore sociale fondamentale, e quindi su questo ci sarà un impegno per essere uno stimolo a un dibattito culturale che cresce per dare questo valore enorme. Giustamente poi lei ha detto la scuola non è soltanto formazione e educazione, ma la scuola è investimento in capitale umano per creazione di futuro economico. Penso che chi ha la fortuna di poter fare le scuole superiori studiando il greco e il latino, studiando cose apparentemente inutili, si crea una cultura, una capacità di pensiero, una capacità di argomentare che sicuramente potrà aiutare ad affrontare molti temi. Sono d'accordo però che la scuola deve essere molto anche preparare alle sfide della contemporaneità. Quindi il tema di togliere il telefonino probabilmente è un tentativo di risolvere un problema in fase acuta. Il telefonino è una questione di disturbo mentale, disturbo di attenzione, incapacità di tenere l'attenzione per molto tempo, l'ho vista guardando anche dei ragazzi, quindi probabilmente è curare il sintomo, cioè hanno detto togliamolo.
forse è più comodo che invece avere un'educazione all'utilizzo, che invece è quella a cui dobbiamo arrivare. Però partiamo da una privazione per poi arrivare a un uso intelligente. E finisco toccando tutti e due i temi che lei ha detto. Il tema dell'università che crea lavoro è fondamentale, e questo penso che noi abbiamo la fortuna di avere 3 università che sono delle eccellenze. Riuscire ad avere la regione che fa da collettore insieme a queste università e insieme alle imprese per creare delle competenze verticali su determinati temi, si può veramente creare innovazione, creare futuro e creare sviluppo economico. Esempio molto concreto, la Motor Valley in Emilia Romagna, dove le università hanno fatto degli studi sui motori, sull'automotive, su questo, e hanno incominciato a creare sviluppo ulteriore per le aziende del territorio. Il tema dell'intelligenza artificiale a me appassiona tantissimo, penso che sia un tema assolutamente da gestire, bisogna preparare i giovani a questa rivoluzione che è l'intelligenza artificiale. È una rivoluzione antropologica, l'uomo è diverso, sarà diverso, cioè non è il telefonino, non è il fuoco, è un'altra, cioè l'intelligenza artificiale probabilmente è il passo antropologico più importante che abbiamo visto nell'ultimo periodo, e si diffonde con una velocità pazzesca. Quindi non pensare in modo serio. Vittime dell'intelligenza artificiale. Allora, se non capiamo come gestirlo, saremo vittime, perché o non sapremo utilizzarla o ne saremo sopraffatti. Invece io ritengo che debba rimanere uno strumento. Ho sentito sul tema molte conferenze di Padre Benanti quando parlava della consapevolezza di sé, del fatto che ha un linguaggio, quindi mi interessa molto il tema dell'intelligenza artificiale. Penso che l'intelligenza artificiale debba essere studiata e gestita nei momenti formativi, utilizzata in modo intelligente per lo sviluppo economico. Penso a delle applicazioni, ritorno alle piccole e medie imprese, agli artigiani, che stanno facendo dei corsi per poter utilizzare l'intelligenza artificiale per aumentare e per rendere più proficua e più efficiente ed efficace l'attività dei singoli artigiani, non so, sulla modellazione, la progettazione, la tenuta della contabilità, queste cose. Quindi penso che sia qualcosa che deve essere assolutamente gestito e affrontato. Emigrazione dei giovani. Questo è il tema da cui sono partito in campagna elettorale, è un tema, avevo usato la parola dobbiamo trattenere i giovani, mi è stato fatto notare è brutto dire dobbiamo trattenere i giovani, allora ho cambiato dicendo dobbiamo dare delle ragioni perché i ragazzi, i giovani restino. Ecco, io penso che questo sia l'obbligo morale che dobbiamo affrontare. Ma se l'industria più grande d'Italia è il turismo, come possiamo ingaggiare un ingegnere, un architetto piuttosto che? Allora, se non ci sono le industrie che hanno bisogno di intelligenza umana, poi che sappia usare anche quella artificiale naturalmente, e come pensiamo che possano restare? Allora, con gli stipendi che noi offriamo, perché un iscritto, diciamo, alla specializzazione in medicina cosa prende? 300-500 euro? E poi prendono molto di più all'estero. Tutti i medici vanno all'estero. Prendono 10 volte di più. Infatti noi abbiamo un problema di salario minimo e salario d'ingresso dei ragazzi. I neolaureati, i ragazzi giovani, la prima occupazione nelle nostre aziende è uno stage non retribuito, molto spesso un contratto a tempo determinato. Penso che sia da pensare, io ho sentito molti imprenditori che condividono il fatto che i ragazzi debbano rimanere e non la guardano solo dal punto di vista sociale, perché poi la fuga dei ragazzi porta a una crescita esponenziale del fenomeno della glaciazione demografica in Italia, perché vanno a fare figli da altre parti. C'è il tema anche della perdita di investimento di capitale umano, cioè un'impresa molto importante del Trevigiano che investe molto sui giovani mi dice mi dispiace se delle persone formate mi vanno a lavorare del mio concorrente all'estero, abbiamo delle eccellenze pazzesche. Ecco, la regione su questo deve essere un soggetto anche qui che
nell'ottica partecipativa, quindi di cessione di sovranità, non è che deve decidere sempre uno tutto da solo, deve cercare di aprire dei percorsi, e uso di nuovo il termine creare futuro, che è lo slogan della mia campagna elettorale. Noi dobbiamo creare futuro per questi ragazzi e questi giovani, e passano attraverso la soluzione dello sviluppo economico, perché più aziende hanno sviluppo economico più rimangono i ragazzi, l'innovazione, perché ritengo che, per esempio, abbiamo parlato prima di aree interne, di aree che si stanno spopolando, penso a Confindustria Belluno che vuole investire molto sull'innovazione, per dire queste valli sono perfette per cercare di avere competenze importanti sul digitale, sulla crescita tecnologica e l'innovazione. Ecco, penso che noi veneti, noi italiani abbiamo tutte le potenzialità per poter invertire questi fenomeni. Intanto riconosciamo che è un problema, che i ragazzi se ne vadano, è un problema sociale e economico, e anche questo, come sul tema della sanità, è un impegno preciso e forte che bisogna prendere, perché bisogna invertire questa tendenza. Certamente, ma c'è anche un aspetto economico. Per creare un'intelligenza, un giovane preparato che poi se ne va all'estero, noi spendiamo un sacco di soldi. Esatto. E li regaliamo. È quello che diceva l'imprenditore. Non c'è nemmeno una tassa per l'esportazione. Esatto. Lì metterei un dazio, per esempio, prego. Esatto. No, esattamente, è proprio, lei ha detto il pensiero di quell'imprenditore mio amico, che dice: noi investiamo tantissimo in capitale umano, poi investito va a lavorare da un'altra parte. Ecco, bisogna invertire questa cosa. Allora, tutto questo l'abbiamo raccontato. Lei cosa intende fare poi? Una volta che diventerà Presidente della Regione? Allora, ho iniziato dicendo dal Veneto di uno al Veneto di tutti. Veneto di tutti per vestire l'alternanza a 30 anni di governo di centrodestra con un metodo diverso, partecipativo, con tavoli decisionali dove sono coinvolti i soggetti che hanno potere e competenze per poter far decidere in modo migliore gli organi decisori. Quindi affrontare bene il tema della sanità, affrontare bene il tema della scuola, affrontare bene il tema dello sviluppo economico, affrontare il tema, abbiamo detto, dei negozianti, del commercio, compulsare i soggetti, che dobbiamo incominciare a parlare seriamente di equità fiscale, perché non è possibile che ci siano quelle disparità che ricordate da lei sulle big tech o i super profitti di determinate aziende energetiche. Quindi sono tutti temi che si devono affrontare. Aggiungo un tema che mi sta molto a cuore, che è il tema dell'ambiente. È una urgenza nel presente pensare alla tutela del nostro ambiente, ma è una scommessa sul futuro. Noi dobbiamo incominciare a pensare all'attenzione dell'ambiente non soltanto come un vezzo o qualcosa, ma come una necessità, e anche come un fattore di competitività economica migliore. Vedo che su questo ci sono molti imprenditori che hanno una capacità, hanno avuto una capacità intelligente in questo, sono diventati società benefit. Cosa vuol dire società benefit? Che mettono nel loro oggetto sociale, oltre a avere lo scopo di lucro, avere lo scopo di migliorare il territorio in modo misurabile, l'impatto che la propria azienda ha nell'ambiente e nel sociale. Ecco, penso che, visto che ci sono tanti soggetti che hanno questa sensibilità, se ci si mette insieme, anche sfide che sembrano impossibili possono essere raggiunte. Questo è lo spirito con il quale affrontiamo questa campagna elettorale. Adesso le lasciamo un frammento di tempo, parli direttamente ai nostri telespettatori. Parlo ai veneti in modo empatico, nel senso che affrontiamo questa sfida per creare insieme futuro e per creare una regione dove vivere in modo migliore noi e i nostri figli, ed essere felici di rimanere in Veneto. Questo è il nostro impegno, l'orgoglio di essere veneti e la voglia di continuare ad essere orgogliosi. E un po' di autonomia. L'autonomia è qualcosa che è nel mio essere, essendo un libero professionista. Mi è sempre piaciuto coniugare potere e responsabilità. Penso che l'autonomia sia qualcosa che va perseguito veramente, non esibito, e mi pare che molti semi ci fossero anche nella nostra Costituzione, che è la migliore del mondo. Quindi penso che alcune volte non serve essere originali, ma se si studia e si leggono si possono trovare gli strumenti per raggiungere in modo concreto degli obiettivi. E a me piace molto il tema dell'autonomia e del regionalismo. Grazie. Grazie a lei. Bene, grazie all'avvocato Giovanni Manildo, grazie per essere stato con noi. Lo ricordiamo, è candidato per il centro-sinistra alla presidenza della Regione del Veneto. La ringrazio anch'io per
per la disponibilità, per aver risposto un po' a tutte queste domande, che sono domande che sicuramente i veneti si pongono, ai quali si attendono anche delle risposte. L'importanza sarebbe anche quella che la politica inizi a fare più in fretta le cose e non che si debbano aspettare anni e anni per avere una risposta, una legge, una normativa o un'autorizzazione per avere qualcosa. Grazie con ancora. Tutte le tasse che paghiamo, sì. Con tutte le attività che facciamo, il Veneto ha necessità di essere, diciamo, non dico ricompensato, ma quantomeno tenuto in considerazione. Certo. Grazie ancora allora Gianni Grazie a voi. Manillo, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito fino a quest'ora. TV7 Match torna la prossima settimana, venerdì, come sempre, iniziamo alle ore 21 e noi saremo qui ad aspettarvi. Buonanotte a tutti.